razzista che inibisce l'utilizzo della lingua siciliana. Noi non potremo parlare in siciliano, perché ne capiamo, perché il siciliano arriva poi. ITS Albatros ospita la settimana della lingua siciliana. Sì, siamo al 9° appuntamento che ho condiviso con tanta gioia, perché è un modo per rispettare, dare il valore giusto al nostro territorio, ed è una parte delle attività che noi facciamo e che vogliamo condividere con tutti. Oggi abbiamo preparato un dolce tipico che parla siciliano. Sì, una bella strategia, c'è un buon aneddoto e contemporaneamente è supportato dal valore scientifico, cioè quello di questi dolci erano preparati dalle suore con la finalità di sostenere durante il periodo di Quaresima, quindi dove la carne non era prevista, sostenere i frati durante i loro percorsi di divulgazione. In realtà il cacao che maschera e lo zucchero che maschera il gusto della carne serve da conservante, e quindi già all'epoca sapevano molto bene, conoscevano come conservare i cibi nei periodi più ricchi di cibo. Prossimo progetto, sicuramente, ci spero, vorrei inserire un paio di moduli assolutamente in siciliano. Quindi la lingua siciliana che va a braccetto anche con il cibo. Certo, perché fanno parte della nostra cultura, del nostro patrimonio, ed è quello che noi dobbiamo cominciare ad esaltare e di cui non ci dobbiamo vergognare, tutt'altro. Ti faccio una domanda in dialetto. A cucina con dialetto siciliano, chi nicchi e nacchi c'entra? C'entra, e come se c'entra, perché vedi quando uno ne insegnaro che quando uno tu culia non c'è a domandare così, ma c'è a rispondere, assettiti e mangia. La cucina è l'accoglienza, è l'inclusione, è il dialogo, e dentro la nostra gastronomia storico-tradizionale ci sono millenni di culture diverse che quasi si sono incrociate e intrecciate. Noi siamo fusion per definizione, perciò figlioli, da un universo. Le ricette, a misura di ricette, com'era nell'antichità? Oddio, chi rodula con l'onze, solo che un rodulo era lo stesso a tutte parti. Oggi diremmo circa 800 grammi, l'onza no, l'onza che da canciava di banna a banna, perciò è un poco, la cosa è un poco complicata, diciamola così. Ma ti posso dire un'altra cosa, perché i pedoni si chiamano così? Perché i pedoni sono i scappi, i lana che di letto, e se tu vedi la forma del pedone, è chi da? È la forma di scappi di letto, che una volta si facevano con i ferri, con la lana, e la gente si mettevano per dormire. Qual è la ricetta che più parla siciliano? Forse ne è scritto nei tuoi libri. La cassata da tutta la sua storia, perché la cassata comincia con ricotta impastata a cumeli ai tempi dei sicani, poi diventa la cassata in forno ai tempi dell'arabi. Poi diventa la cassata a freddo quando che spagnola arrivava in Spagna. Col cavaliere Gulì diventa la cassata alla siciliana, cavelata sopra, con ghiaccia reale e i canditi piazzati sopra. Sto trionfo meraviglioso che è la nostra icona. Noi giovani, come possiamo valorizzare il siciliano in cucina? Intanto andando a recuperare il siciliano, e per recuperare il siciliano bisogna riscoprire gli autori che hanno scritto in siciliano.
a partire da quello che ho letto io stamattina di Giovanni Meli, Li cosi lucidi libati, ma anche se prendiamo tante poesie di Martoglio in dialetto, in vernacolo, anzi in lingua siciliana, hanno tanti spunti che si riferiscono al cibo. Ad esempio c'è una poesia di Martoglio che si intitola La Pardera, dove a un certo punto c'è un verso che dice «Se non sbaglio in sta stutiano vostro c'è un coniglio», perché era la vicina di casa che stava cucinando totiano, cioè la casseruola di terracotta, un coniglio all'agrodolce. Quindi anche quello ci dà spunti ed elementi, perché purtroppo non abbiamo ricettari scritti in siciliano, per il semplice fatto che siccome era un analfabeto ne scrivevano i ricetti. Quindi chi che volevamo scoprire la scoprire attraverso le altre cose. Andiamo a fare un giro largo per arrivare a tavola. I risultati che stiamo già ottenendo, che sono sicuramente risultati parziali, sono estremamente incoraggianti. Basti pensare che il coinvolgimento dei licei, sia il Maurolico che la Farina, che sono i detentori, no, della lingua italiana, no, nascono per questo, entrambi hanno aderito con entusiasmo e quindi ciò significa che siamo in un momento positivo, il terreno è fertile affinché possiamo proseguire in questo percorso. Tireremo le fila del risultato di questi 11 eventi fra qualche giorno e lo faremo anche grazie a voi, a Todomodo, che avete immediatamente sposato questo percorso e siete di fatto uno strumento potentissimo per poter raggiungere gli obiettivi. La nostra intenzione è quella di fare in modo tale che il linguaggio, la nostra lingua, la nostra parlata, il nostro modo di parlare in siciliano possa diventare quotidiano, senza ovviamente esautorare l'italiano. L'italiano è la nostra lingua nazionale e per cui non viene messa in discussione, ma la lingua legata alla nostra identità, la lingua che più di altre è legata a quell'intimità dei rapporti, sia quando sei arrabbiato che nei momenti di intimità con la donna che ami, con l'uomo che ami. Bene, Todomodo da questo punto di vista è estremamente importante e approfitto di questa intervista, così come ho fatto nell'intervista precedente, di fare un appello. Se condividete le finalità, se ne siete convinti che questa è un'opportunità per tutti noi per riappropriarci della nostra dignità della lingua siciliana, fate in modo tale di condividere, mettere il mi piace, di divulgare, diventate anche voi partecipi, da spettatori diventate protagonisti. Come? Anche solo con questo. Anche attraverso i social. Anche attraverso i social. Utilizziamo la nuova tecnologia al servizio della nostra tradizione. Non credo sia una cosa difficile da fare. Ovviamente chi ne ha voglia e chi condivide. Spero che questo accada, mi piace pensare che questo accada.